L'ASP diventa social, anzi smart. Dal 1 gennaio 2018 sarà possibile prenotare le visite specialistiche anche tramite il proprio cellulare dall'applicazione WhatsApp, inviando al numero telefonico 334 10 71 44 5 la propria ricetta della prestazione richiesta. Dopo l'invio l'utente verrà contattato da un operatore che lo informerà sui tempi di attesa nelle strutture presenti sul territorio. Stiamo cercando di dare al cittadino strumenti semplici per fare attività che tutto sommato si possono rendere più facilmente fruibili. Nello specifico dal 1 gennaio, in realtà da subito, perché il servizio è già attivo, il cittadino anziché venire allo sportello per fare una prenotazione per un'attività specialistica, può mandare l'immagine della propria ricetta a un numero che noi abbiamo identificato e che pubblicizziamo con questo cartello, che tramite questo numero, che è un numero di WhatsApp fondamentalmente, il cittadino ci manda l'immagine della sua ricetta che ci consente di avere codice fiscale e numero di ricetta e noi identifichiamo automaticamente le prestazioni da prenotare. O lo richiamiamo per fargli percepire che ci sono più ipotesi e può scegliere fra varie date nelle quali noi diamo questo tipo di prestazione, o gli mandiamo un messaggio con delle conferme, ovvero con delle istruzioni. Questi messaggi sono predefiniti, precodificati e quindi sono immediatamente facili da percepire da parte dell'utente e anche da parte del medico di medicina generale, che l'utente può coinvolgere in una fase di approfondimento diagnostico. È semplicissimo, deve prendere la ricetta del medico curante, deve fare una foto e inviarla a questo numero telefonico e successivamente verrà richiamato dai nostri collaboratori per concordare la data della visita. È un sistema molto semplice che si aggiunge a tutti gli altri sistemi che noi abbiamo, c'è il call center, ci sono gli sportelli del CUP che continueranno ad esistere. Questo è un sistema per venire incontro alle esigenze degli utenti e stare al passo con i tempi. Il nostro direttore ha individuato questo sistema che è presente soltanto in pochissime ASP della provincia della Sicilia e ci sembra un passo avanti per mantenere quest'ASP al passo con i tempi. È importante aggiungere che il paziente prima di mandarci l'immagine attraverso WhatsApp deve acquisire il numero che avete visto nella propria rubrica, se no è impossibilitato a fare. Il WhatsApp prevede soltanto questo.